DJ, one nation, one station. Aiuta anche chi è in giro e comunque si ritrova in una situazione come questa. Basta essere troppo, come dire, nasconderci dietro a un dito, ma facciamo raccontare a Riccardo di cosa parliamo. Riccardo! Ricky! Ciao, benvenuto. Come ti è venuto Grazie. in mente? Per una questione economica o per una questione E poi diciamo sentimentale? cosa, Possiamo dire la verità. diciamo che lavoriamo nel web, quindi comunque Economica. è anche un po' da questo che ci è venuto in mente, ma più che altro perché ormai su internet si cerca tutto, quindi Si parla mancava- di morte. Allora, Si voi parla siete di due morte. ragazzi di Roma. Riccardo è, come si chiama il tuo socio? E Gianluca. È Gianluca, che avete lanciato che cosa? Spiegaci bene. Il portale lastello.it. L'astello, senza apostrofo tutto attaccato, è È un po' www.lastello.it. l'ast e lo. L'ultimo Italia, ciao. L'ultimo saluto. L'ultimo ciao. saluto. Ok. Che E poi. quindi parla di funerali e agenzie funebri, dove l'utente che ha bisogno di questo servizio va nel portale e si può comparare le varie offerte delle varie agenzie funebri. Cioè, adesso, Ok. come diceva Sara Jane, superando tutta quella fase che dice Madonna santa, speriamo il più tardi possibile e ve lo auguriamo a Ovvio, tutti. ovvio, Però dato che effettivamente quando ci si ritrova in quella situazione che già di per sé è difficile da è gestire, delicata è un po' e non che- c'è tempo, Bravo. con questo Tu portale vai in lì. pochissimo tempo si può trovare quello che si cerca, che comunque vuol senza dire poi farsi fregare da persone che magari in questi momenti potrebbero approfittarsene. certo, perché comunque tu vai dal primo magari quello che c'hai sotto casa. Dal primo che caso. Ma io vorrei sapere come è venuta in mente a voi questa Vabbè, cosa. perché comunque è un comparatore, ci sono comparatori di voli, di viaggi, hotel, e questo comunque è sempre un viaggio, no? Quindi penso se creiamo tutti quanti un'app per quello che potrebbe arrivare oggi, tipo il primo nato. Un'app che stabilisca chi sia il primo che arriva. Sì, il discorso Invece della morte facciamo il un primo, discorso certo. della nascita. Il discorso è che loro ti mettono, cioè la comparazione in cosa consiste? Nel prendere 1000, 2000, 5000, 1 milione, non lo so, siti che comunque mettono sul No, web. in pratica le agenzie funebri si iscrivono al sito mettendo i loro prezzi, Ok. e il sito compara tutti i prezzi di tutte le agenzie funebri della zona dell'utente e le seleziona in base al prezzo o alla vicinanza E o si alla parla di popolarità bare. dell'agenzia funebre. Vabbè, tutto Si quello parla che di costa. bare. Tutto quello che Si parla di costa. bare, di tutto il servizio funebre. Non è È solo stranissimo, però ora parliamone onestamente, è strano, nel senso molto strano, non c'è è mai un- stato nessuno con questo coraggio, È il bisogna primo portale al dirlo. mondo. Vedi? Cioè, voi lavorate, date questa opportunità anche a chi è all'estero? C'è uno che è in America. Per può- ora stiamo registrando, diciamo, le agenzie italiane. Il portale fra 10 giorni è online e aperto al pubblico. Per ora siamo in pre-registrazione e tutte le agenzie si stanno già registrando, sono già più di 200. Ok, quindi questa è la cosa. Vabbè, come si... Stai attento Riccardo, nel senso hai un grande potenziale obiettivamente, hai creato un'idea brutta, è triste, è tanto triste. È triste, sì. Però obiettivamente è come quando si dice, sai che è chi non muore mai, sono proprio quelli, cioè a livello di economico sono quelli che poi creano fanno i lavori, funerali. certo. Esatto, quindi tu sei proprio uno di quelli, no? Hai creato a livello 2.0 la versione di quelli che Della organizzavano vecchia, i funerali. Una cosa che mancava. Della vecchia onoranza Esatto, funebre. bravo, stai attento, tienitela per te, nel senso, non so se tu sia stato in grado di fare questo passo, molto triste. Vabbè. Riccardo, voglio solo sapere una cosa, ma come funziona il vostro guadagno? Se posso, c'è una percentuale che poi In l'agenzia paga? pratica sono le agenzie funebri che per ora si possono registrare anche Mi fa troppo ridere, gratuitamente. mi fa troppo oppure ridere, il pratica si sono le registrano a agenzie pagamento, funebri. avendo dei servizi in più. Ok. Certo, capito. quindi in pratica è proprio quello che ti fa il mazzo dei fiori per i morti, capito? sì. È morta tua madre? Chiamano pure me. Prima andavano giù, telefonavano, adesso c'è il... Adesso vanno lì, comparano Facciamo e vedono così. quella più conveniente o più vicina. Va bene, come si chiama l'app per chiudere? Lastello.it. Perfetto. Radio DJ, one nation, one station. Radio DJ, one nation, one station, one station.